speranza che si diano da fare. Cioè, se questi non capiscono che devono agire prima del sinodo, sono dei cretini inutili. Mi spiace, io parlo con chiarezza. È gente inutile. Li seppelliranno con la porpora cardinalizia perché i topi mangino meglio, preferiscono la porpora agli altri abiti. La porpora è buona da rodere. Ma dico, ma non si muovono? Adesso che cosa aspettano? Adesso che cosa vogliono? Adesso che cosa ancora vogliono capire di quello che sta accadendo? Di che cosa ancora hanno bisogno per capire che la Chiesa è attaccata? Sono veramente così uniti? Non mi pare, non credo e non lo so. Però la speranza è che si diano da fare. Cioè, se questi non capiscono che devono agire prima del sinodo, sono dei cretini inutili. Mi spiace, io parlo con chiarezza. È gente inutile. Li seppelliranno con la porpora cardinalizia perché i topi mangino meglio, preferiscono la porpora agli altri abiti. La porpora è buona da rodere. Ma dico, ma non si muovono? Adesso che cosa aspettano? Adesso che cosa vogliono? Adesso che cosa ancora vogliono capire di quello che sta accadendo? Di che cosa ancora hanno bisogno per capire che la Chiesa è attaccata? No, non è possibile che adesso facciano finta di niente, non lo voglio credere. Se accade è perché siamo noi che salveremo la Chiesa. Ve lo dico, il muovono è buona da rodere. Ma dico, ma non si muovono? Adesso che cosa aspettano? Adesso che cosa vogliono? Adesso che cosa ancora vogliono capire di quello che sta accadendo? Di che cosa ancora hanno bisogno per capire che la Chiesa è attaccata? No, non è possibile che adesso facciano finta di niente, non lo voglio credere. Se accade è perché siamo noi che salveremo la Chiesa. Ve lo dico, io non sono matto. Mi ha colpito ieri quello che ha detto padre Vincenzo, che dicevano che lui mi seguiva da anni. Come mai? Perché? Avete notato che il professor De Mattia che si diano da fare? Cioè, se questi non capiscono che è possibile che adesso facciano finta di niente, non lo voglio credere. Se accade è perché siamo noi che salveremo la Chiesa. Ve lo dico. Adesso che cosa ancora vogliono capire? Adesso che cosa vogliono? Adesso che cosa ancora vogliono capire di quello che sta accadendo? Di che cosa ancora hanno bisogno per capire che la Chiesa è attaccata? Hanno bisogno, vogliono capire. Adesso che cosa vogliono? Adesso che cosa aspettano? Adesso che cosa vogliono? Adesso che cosa ancora vogliono capire di quello che sta accadendo? Di che cosa ancora hanno bisogno per capire che la Chiesa è attaccata?